Mi dispiace vedere nelle pieghe di questa iniziativa del governo che ci siano ancora parecchi fondi destinati a quelle città che in realtà non hanno ben saputo gestire le proprie risorse in passato. Salerno, Chieti, Lecce, Potenza sono alcuni dei capoluoghi di provincia italiani in deficit che potrebbero beneficiare di fondi provenienti dal decreto aiuti. È infatti allo studio da parte dell'esecutivo l'estensione ai capoluoghi dei cosiddetti patti con il governo, come già accade per Torino o Napoli. Insorge dunque il sindaco di Treviso Conte, che è anche presidente dell'Anci Veneto. Abbiamo visto che parecchie risorse sono state destinate per le città capoluogo in default finanziario, quindi questo secondo me non va proprio tanto bene, sarebbe stato meglio impiegarle per le città virtuose che hanno tanti progetti pronti per partire. Si ripropone dunque uno squilibrio, per non dire un'ingiustizia, che Conte aveva già evidenziato in passato. Si è riproposta, io manifesterò anche al Presidente De Caro il mio dispiacere, nel senso che questo è un momento dove dobbiamo dimostrarci virtuosi e credo che sia anche arrivato il momento di dire basta degli aiuti di Stato a quelle amministrazioni che in passato hanno sbagliato in modo clamoroso. Ovviamente non è una questione nord contro sud o sud contro nord, ma è una questione di buona amministrazione. In Veneto io rappresento 585 sindaci che non hanno mai speso un euro in più di quello che dovevano spendere, e se lo fanno i veneti credo che possano imparare a farlo tutti.